Allora, eccoci qua. Allora, qui i temi si stanno allargando, però prima di passare alla questione catalana, alla questione indipendentista, autonoma, c'era Sandonà che voleva intervenire sulla questione dei figli, no? Della natalità. Della natalità. Perché deve tornare a essere, io sono d'accordo con quello che dice l'esponente del Popolo della Famiglia, ci abbiamo anche noi, adesso per esempio Salvini ha proposto gli asili gratis, nido gratis, per esempio, però non è solo una questione economica, ecco, in questi ultimi anni qualcosina si sta muovendo anche dal punto di vista, aumentano diciamo le detrazioni, piccole cose, insomma, qualcosina si sta muovendo, però la questione della natalità deve diventare, deve essere una questione centrale per la politica nei prossimi 10 anni, sì. Perché se lo Stato non mette la natalità davanti a tutto, lo Stato, sto parlando del nostro paese, la famiglia, è la morte diciamo del paese nel giro di qualche anno, perché la popolazione mondiale è cresciuta negli ultimi anni, siamo arrivati a più di 7 miliardi, c'è prevista una, e fra l'altro anche questo è una delle origini diciamo di certe problematiche che abbiamo adesso gigantesche, non le riduco a cose spicce, per esempio l'immigrazione, no? Perché c'è una pressione da parte diciamo in certe determinate zone. Pensiamo a cos'erano certi stati qualche anno fa, quando non c'era diciamo una popolazione che era magari 10 volte inferiore, si sono nel frattempo moltiplicati. Pensiamo a cos'era l'Africa qualche anno fa, sono 1 miliardo di persone, fra qualche anno è previsto, nel giro di 25 anni è previsto il raddoppio, perché non ci sono più le malattie che c'erano una volta, le guerre che c'erano una volta in Africa, poi bisogna dire anche questo, no? Cioè la loro costante, diciamo, il fatto che non crescevano così tanto era dovuto ai problemi endemici dell'Africa. Ma il problema in questo momento è l'Europa, perché la popolazione diciamo stanziale, la popolazione europea non cresce. Noi abbiamo visto il benessere allora. Il benessere. Allora, perché se l'Africa cresce principalmente il benessere, e l'Europa non cresce, quindi vuol dire più che economica. Io sento anche i miei amici, sento anche le persone che conosco, più che una questione economica, è una questione di mentalità, è una questione per esempio nei paesi del nord Europa stanno facendo degli spot pubblicitari che incentivano le coppie a mettere al mondo dei figli, a fare l'amore, a fare cose di questo genere, perché questo è il problema drammatico delle cosiddette civiltà mature, non so come le vogliamo chiamare, però sarà un problema drammatico nel corso dei prossimi anni. Beh, questo è un tema di cui dovremo... Non è risolto perché hanno il Partito Comunista che ha stabilito tassativamente, salvandoci, una coppia e un figlio. Quindi è arrivata la direttiva del partito che entra nella Camera da letto e ha stabilito, fino a qualche anno perché altrimenti fino a qualche anno fa, adesso no, è cambiata la norma, quindi fra poco arriveranno. Però anche da loro è cominciato un certo fenomeno di denatalità che è portato, come si diceva prima, dal benessere. Anche nelle coppie degli immigrati che sono qui già da qualche anno inizia a calare, noi abbiamo visto questa settimana i dati del DEF regionale, no? Abbiamo visto che c'è un calo costante non solo di nati negli ultimi 10 anni, ma anche delle donne in età fertile. Cioè delle donne in età fertile, quindi tutto questo è una spirale, diciamo, che è una spirale contraria che produce, diciamo, quell'effetto tale per cui domani ci troveremo anche degli altri problemi a livello sociale, anche economico, perché chi ci pagherà le pensioni, queste cose qua. Le pagano gli extracomunitari che sono ormai piantati in Italia, di cui noi li alimentiamo sottraendo ciò che sarebbe più giusto dare agli italiani, magari agli europei. Ma come problema lo risolviamo come la Catalogna. Ecco, ecco perché dico, se non si spendono soldi per la famiglia, non c'è nessun progetto politico, lo può fare anche il più fannullone qualsiasi. Chiarissimo, dai, Damiano, ormai abbiamo capito. Lo diceva anche Papa Wojtyła diceva che la famiglia è il prisma attraverso cui passano tutte le tematiche della società. Ma insomma, magari più avanti potremo vedere di tornare sull'argomento e iniziare a disquisire di famiglia e quant'altro. Allora, cosa è successo in Catalogna? Allora, si è votato, elezioni anticipate,
come tutti ricorderanno, insomma, dopo le vicende del referendum per l'indipendenza. Ma sentiamo com'è andata abbiamo raccolto 2 o 3 servizi dei telegiornali per riassumere la questione, vediamo. Una vittoria zoppa da qualunque parte la si guardi, è quello che pare di leggere dai risultati delle elezioni catalane. A sorpresa il primo partito è il risultato Ciudadans, ramo locale di Ciudadanos, gli alleati del premier popolare Rajoy a Madrid. Trascinati dalla carismatica Inés Arrimadas, hanno conquistato la fetta più ampia di rappresentanza nel Parlamento di Barcellona, mettendosi alle spalle gli indipendentisti di Junts per Catalunya, partito dell'ex presidente in esilio volontario a Bruxelles, Puigdemont, ed Esquerra Republicana, guidati da Oriol Junqueras, ex vicepresidente della Generalitat, rimasto in Spagna e quindi in carcere con l'accusa di sedizione e ribellione. Ma sono proprio i partiti indipendentisti, coalizzati con la frangia estrema di CUP, che possono contare in Parlamento sulla maggioranza assoluta. 70 seggi, 2 in più di quelli necessari, ma 2 in meno rispetto alla scorsa legislatura. E c'è da dire che insieme il fronte separatista non sfonda quota 50% dei voti, fermandosi al 47,5%. La certezza più chiara è chi ha perso. Il premier Mariano Rajoy. I suoi deputati passano da 11 a 3, segno che la linea dura e rigorista non è piaciuta in Catalogna. Il futuro della Catalogna resta incerto dopo che le formazioni separatiste hanno vinto il voto anticipato indetto dopo la fallita dichiarazione di indipendenza che ha preoccupato l'Europa e provocato la più grave crisi politica spagnola in decenni. Con un'affluenza record dell'82% gli elettori catalani hanno restituito il mandato ai leader indipendentisti regionali che hanno fatto campagna elettorale in esilio o dietro le sbarre. Dalle urne è uscito un chiaro segnale del conflitto che lacera la società catalana sull'indipendenza. I centristi fermamente antisecessione di Ciudadanos sono il primo partito singolo nell'Assemblea regionale con 37 seggi su 135, ma saranno probabilmente le 3 liste indipendentiste a guidare la Catalogna con 70 seggi in totale. Per i catalani su entrambi i fronti il voto è stato un momento della verità dopo mesi di tensione e proteste mai viste dalla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975. I separatisti festeggiano. Hi ha avuto un clima di tensione? C'è stato un clima di tensione, di criminalizzazione dei candidati e di persecuzione delle idee, ma questo è un risultato che nessuno può contestare, ha detto il deposto presidente catalano Carles Puigdemont dal suo esilio autoimposto in Belgio, aggiungendo: lo Stato spagnolo è stato sconfitto, il premier Rajoy e i suoi alleati hanno perso. Corrida stadio a Barcellona per Inés Arrimadas e per tutto il partito di centrodestra anti-indipendenza Ciudadans. Vince le elezioni in Catalogna ottenendo 37 seggi in Parlamento, ma probabilmente non basteranno per governare vista l'assenza di alleati. Come hanno titolato molti siti di quotidiani spagnoli, è comunque un trionfo storico, soprattutto per la candidata Inés Arrimadas. Abbiamo vinto le elezioni per il Parlamento catalano, esulta Inés Arrimadas. Per la prima volta nella storia della Catalogna le elezioni le vince un partito costituzionalista ed è Ciudadans. Per la prima volta. 1.100.000 catalani hanno votato per noi. E io voglio dire 1.100.000 volte grazie a tutti. E allora, hanno vinto gli indipendentisti o hanno vinto i costituzionalisti? Allora, qua no, è una situazione che si presenta, inizia lei Guadagnini, dai. Allora, diciamo quali erano le premesse. Allora, le premesse sono queste: per ben 2 volte la coalizione indipendentista si è presentata dicendo che se avesse vinto le elezioni avrebbe organizzato il referendum per l'indipendenza. Quindi non è che stessero giocando a Monopoli, hanno detto il nostro programma politico è quello di fare il referendum per l'indipendenza. Nessuno ha detto niente. Questi, ricevuto il mandato popolare, hanno organizzato il referendum per l'indipendenza, era il loro unico punto di programma, tanto è vero che insieme mettevano sia la sinistra estrema di CUP fino a un partito di centrodestra che è quello di Puigdemont. Allora, perché non sono stati fermati? Cioè, questi avevano l'obbligo morale e politico di fare il referendum una volta che sono presentati e sono stati votati dai loro cittadini con questo mandato. Una volta che hanno
eseguito il mandato popolare, democrazia, il signor Rajoy, primo durante Rajoy già prima però il referendum era stato dichiarato illegittimo. Sì, ma questi qua si sono presentati per farlo, doveva bloccarli prima. Allora, facciamo finire Guadagnini dopo. Allora, sono andati a votare e sono stati pestati a sangue, io c'ero perché ho girato i seggi, ricordo che era pestati a sangue dalla polizia di Madrid, non quella catalana, perché in Catalogna c'era anche la loro polizia. Ma adesso, alla luce di quello che esce dalle urne... Questi qua hanno sciolto, hanno messo in galera 4-5 esponenti del governo e quell'altro è dovuto scappare, è dovuto scappare. Hanno rifatto le elezioni senza poter fare campagna elettorale se non con qualche comunicato sui social media, e hanno stravinto in queste condizioni, perché adesso le elezioni servono per creare una maggioranza per fare un governo, e questi qua ce l'hanno perché si mettono insieme, su 135 posti in Parlamento ne hanno 70, hanno la maggioranza. Allora vorrei capire perché questi non possono portare avanti un mandato popolare e far votare, poi possono perdere, cioè è inutile che facciamo filosofia e sta roba, devono votare un referendum per l'indipendenza, non esiste, ma hanno perso, beh, facciamoli votare. Se vincono gli unionisti e vince il no al referendum per l'indipendenza, in Catalogna non se ne parla più. Certo. Ma perché non li facciamo votare? De Biasi. Sì, no, io per quel che mi riguarda possono votare domani mattina se la cosa è messa così. Il problema è che anche lì c'è una Corte Costituzionale che aveva bocciato il referendum, tutto là. Poi è da condannare come è intervenuto Rajoy, che ha sbagliato completamente strategia, eccetera. Nel senso che di fronte a un'istanza popolare così forte non si interviene mai con la repressione, perché è sempre comunque perdente. Questo è un dato di fatto. Oggi la situazione qual è? Che tra l'altro en passant, sia dalla parte degli indipendentisti sia dalla parte, diciamo, degli unionisti, la stragrande maggioranza è tutto a vocazione del centrodestra. Quindi, ad esempio, queste destre che sono sempre unite, in realtà ci sono interessi territoriali, cioè, come sempre la cosa è più complessa di quella che si vuol fare apparire. Quindi da questo punto di vista viene in discussione una questione che anche prima era stata un po' adombrata: l'Europa degli Stati o l'Europa delle regioni? Perché il problema della Catalogna va inserito anche in questo quadro. Allora, l'assetto istituzionale europeo non ha funzionato perché, e non sta funzionando, la nascita dell'euro doveva essere in progress la nascita di una politica economica, di una politica estera, di una politica di difesa. Chi doveva cedere potere all'Europa? Dovevano essere gli Stati, cosa che indipendentemente dalle coalizioni del governo non hanno voluto fare. Quindi entità territoriali più o meno estese, vedesi Catalogna, diciamo il Veneto potrebbe essere anche questo uno degli esempi, anche se la nostra Costituzione... che sono zone economicamente forti. Le zone economicamente più forti, non a caso, si chiedono: ma perché io che posso correre di più non posso correre? E quindi perché me ne frega a me della Calabria? È un ragionamento anche giusto. Quindi qui l'Europa, tra l'altro, non avendo una politica estera, è in difficoltà e occorre sciogliere questo no. Uno dei, così come... questa è la grande scommessa, praticamente. Sì, la grande scommessa è, molti dicono che c'è bisogno di più Europa. L'Europa è un'istituzione come se noi alla nostra automobile avessimo due volanti, uno lo guida lei, uno lo guido io. Che direzione si prende? Quella dei capi di Stato di quando si trovano e decidono al di là della Commissione europea, o quella degli europarlamentari eletti dal popolo? Non si può avere uno Stato europeo con due tolde di comando.
Quindi la richiesta indipendentista ha è legittima. Ha una sua logica, e pone di fondo questo problema qua. La logica evidentemente io sono assolutamente d'accordo con le istanze della Catalogna, ma la logica è la stessa che è stata usata in Europa, è stata usata in Scozia. In Scozia si è votato in base a un accordo fra l'ex premier Cameron e la premier scozzese del Parlamento scozzese, del governo scozzese. Si è votato liberamente, assolutamente in maniera democratica, e la maggioranza della popolazione scozzese, che ha un PIL pro capite, quindi per quello non è, per esempio in Scozia non è una questione solamente economica, inferiore rispetto a quello del resto del Regno Unito, maggioranza della popolazione. Poi ci sono anche state anche lì delle pressioni, delle spinte particolari. Gli scozzesi hanno una situazione diversa ancora dai catalani, hanno forse una parte della popolazione inferiore a favore dell'indipendenza della Scozia, ha deciso di rimanere con l'Inghilterra. È stato accettato, diciamo, il verdetto delle urne. La stessa cosa è accaduta in Cechia, nell'ex Cecoslovacchia, quando si è staccata la Slovacchia, prima con una decisione di due parlamenti sovrani, di due parlamenti all'epoca regionali, e poi sancito dal voto della popolazione. La Slovacchia ha un PIL pro capite più basso rispetto alla Repubblica Ceca, ma sono partiti loro per staccarsi. Quindi non è anche la questione catalana, come la questione anche veneta, e questo io lo penso fino in fondo, forse è una questione che dal punto di vista dell'emersione la troviamo dal punto di vista economico, ma nasce da una questione storica. La questione catalana nasce da una questione storica profonda, che non può essere liquidata così in 5 minuti come viene messa sui tavoli, diciamo, anche delle cancellerie europee. Abbiamo sentito le dichiarazioni, diciamo, dei politici europei, anche gli italiani stesso. Cioè io sono rimasto veramente colpito da quello che ha detto Tajani. Tajani non potrà mai essere il rappresentante di un futuro governo del centrodestra, diciamo, capo del governo, come ha detto Berlusconi in uno dei suoi passaggi fra le varie scelte che aveva fatto, perché mi trovo totalmente in disaccordo con quanto ha detto Tajani. E lo stesso modo il voto catalano, per chi lo conosce, come lo conosce anche Guadagnini, è un voto molto diciamo, è diviso, non è diviso così esattamente fra gli indipendentisti e gli unionisti, perché c'è una formazione che si chiama Podemos, che ha preso 8 seggi, che sono, diciamo, loro non sono a favore dell'indipendenza, ma sono per votare, sbaglio, rappresentati dal sindaco di Barcellona, la giovane sindaca di Barcellona. Quindi loro sono molto meno della metà, gli unionisti, molto meno al di sotto della metà. Poi la sinistra è presente sia da una parte che dall'altra, con i socialisti, e Esquerra de Catalunya dall'altra parte, no? E quindi è una situazione molto, molto, molto complessa. Poi quando vedo quella Ines, quella giovane signora, che è una persona che è arrivata qualche anno fa, diciamo, dall'Andalusia, lei non è catalana di origine, ecco, mi viene in mente, insomma, un volto nuovo anche della politica, una che sa bucare anche in video, che, diciamo, quello, come si fa adesso politica, cioè si mettono le persone che tutto sommato la politica è molto legata alla personalità, i partiti sono legati alla personalità del leader, l'esempio classico è Berlusconi, se vogliamo, e quindi lei ha ottenuto un grande successo, esattamente, sono spostati tutti i voti a Ciudadanos, che erano, diciamo, il Partito Popolare, e gli schieramenti sono rimasti quelli, con un dato preciso, inequivocabile, per un paese, diciamo, europeo, diciamo, dell'Europa dell'Ovest, che è un dato straordinario di partecipazione democratica, una tensione democratica che mai si era vista, diciamo, non solo in Catalogna, successiva, era stato neanche il voto post-Franco era stato a queste percentuali, esatto, cioè a Barcellona sono andati a votare l'83% delle persone, in una città come Barcellona, in un giorno lavorativo.
Quindi tra l'altro elezioni fatte in un giorno lavorativo. Sono cresciuti, le percentuali sono esattamente uguali a quelli di 2 anni fa, cioè i deputati sono gli stessi, sono cambiati 2 deputati praticamente, sono cresciuti gli unionisti ma sono cresciuti anche i catalani, quindi è una cosa veramente, questo dovrebbe essere colto, diciamo, come un segnale, una grande richiesta di democrazia della popolazione catalana, e finisco, che ha visto le violenze, ha visto queste cose come un sopruso del governo spagnolo, un sopruso dei tempi di Franco, cioè la gente chiede di andare a votare liberamente. Certo. Professor Casen, una cosa che chiediamo anche noi da un po' di tempo. Sì, il fenomeno è europeo, perché la Catalogna, adesso la Brexit, così ci sono altre tendenze, Veneto piuttosto che altre regioni europee. Perché improvvisamente viene fuori questa necessità di non riconoscere lo Stato? Perché non negano l'Europa, negano lo Stato? Perché è stata fatta male l'Europa, cioè sono stati aboliti, è stata tolta l'autorità dello Stato ed è stato in supplenza, è stata messa avanti l'Europa. Ma l'Europa in questo momento non abbiamo mica idea che cosa sia. Cioè, se abbiamo fatto fatica a capire cos'è l'unità d'Italia, l'unità europea è una cosa stranissima. Cioè, lo sanno forse quelli che vanno ogni settimana su a fare la politica europea, ma i cittadini italiani non sanno niente dell'Europa, salvo che siamo costretti a usare l'euro. Moneta inventata. Certo, si sa qualcosa solo in prossimità delle qual è il elezioni rifugio psicologico? Europee. Non sto parlando di politica, di partiti, eccetera. Il rifugio psicologico delle persone. Trovare la propria identità, e la trovano dove? In un organismo più piccolo, dove la gente si guarda, si misura, dicono le cose e fanno. Ecco l'80% di gente che va, come è stato in Veneto, il referendum, che sono andati il 68%, quanto era? 65? 57, ecco, scusate, è l'età che mi frega. Togliamo un 12 di elettori di AIRE, che non viene conteggiato invece sono i cittadini italiani residenti all'estero. Comunque il discorso è questo: se noi non riusciamo a dare un senso all'Italia, che non deve rinunciare nei confronti dell'Europa, ma deve aggregarsi all'Europa, stiamo facendo la stessa cosa che hanno fatto con l'unità d'Italia. Allora cosa hanno fatto? Hanno creato la nazione e hanno abolito tutti i regni che c'erano, la Repubblica Veneta piuttosto che, eccetera, no? Non è stato un apporto degli italiani a fare l'Italia, tant'è che viene detto una cosa che passa per una cosa molto interessante, importante: fatta l'Italia facciamo gli italiani. Ma chi erano quelli che stavano là in Italia? Era gente per bene, è gente che voleva diventare italiana, e l'abbiamo discriminata al punto da far creare un esodo di italiani nelle Americhe e in tutti gli altri paesi, assurdo, impoverendo l'Italia. Ma questa era la mentalità dell'unità d'Italia, che è stata sbagliata. Non era sbagliato il principio. Per cui, ripeto, mi sembra di vedere un copia e incolla in Europa, dove veramente non stiamo creando l'Europa, stiamo privilegiando alcuni, che erano i piemontesi, i lombardi e i liguri, nei confronti di tutte le altre regioni, di tutte le altre attività. Questo è il problema. Allora viene fuori questa situazione. Queste percentuali anche di affluenza. Damiano. Sì, fatta eccezione, come ha raccontato il rappresentante della Lega, che c'è una storia diversa, diciamo, in quell'area geografica della Spagna. È vero anche che se io fossi il più grande uomo del marketing e avessi in mano i poteri finanziari forti, ho 2 attività per poter destabilizzare. Cioè, il secondo esempio è: se in Italia o in Europa il politico italiano, per esempio, non conta nulla, se le leggi che stanno passando in Italia non sono decise dagli italiani, ma sono decise dai poteri forti, da piccole lobby potenti, finanziarie e bancarie,
che sono quelle che stanno distruggendo l'Italia. Non c'è bisogno di una guerra con le bombe, ma attraverso i fallimenti delle banche mettono in ginocchio un paese. Se io fossi un uomo di marketing e ho i 2 bottoni, ho 2 soluzioni per distruggere, per controllare un paese. Primo, non far controllare la politica ai paesi delle comunità europee. Seconda strategia, destabilizzare un paese. Anche le autonomie potrebbero essere un progetto strategico per destabilizzare un potere forte che si sta creando in una nazione. Quindi ho 2 strumenti. Uno, e se l'Italia esce dall'euro la Germania fallisce immediatamente. Uno è quello di controllare e distruggere un paese come lo voglio io, comandare la politica, perché in Italia non comandano gli italiani, i politici, che sia chiaro, non comandano né Berlusconi né Gentiloni, perché sennò non dovrebbero inginocchiarsi ogni volta all'Eliseo, alla Merkel e così via. Io auspico che questi signori vengano a inginocchiarsi in Italia, perché l'Italia oggi a livello internazionale, sul brand di mercati internazionali, è la penultima nazione al mondo. L'Italia ha un potere così forte di ritornare ad essere la prima nazione al mondo. Se però se lei va alla Fiat e fa un referendum e chiede a tutti i dipendenti se vogliono essere autonomi rispetto a Marchionne, vincono tutti gli operai della Fiat, non so se mi spiego. Se lei fa un referendum a tutti i bambini e gli chiede in Italia se vogliono mangiare il gelato, è chiaro che vincono i bambini. Cioè, bisogna stare molto attenti a queste logiche. Quindi non si può votare? No. Si può votare, è legittimo votare. Io ho fatto una mia riflessione, ho detto, secondo me i nostri poteri forti che non sono italiani, o alcuni italiani che sono sottomessi ai poteri forti delle grandi lobby massoniche, decidono la stabilità o l'instabilità di un paese, con le banche e con la politica. È così? Nella vicenda catalana c'è uno sconfitto, che era voi. Noi ha gestito quella vicenda come un elefante in un negozio di porcellana, cioè, di fronte a un paese doveva gestire quella partita. Tra l'altro aveva avuto anche un assist dai sindaci, sia dal sindaco di Barcellona che il sindaco di Madrid, avevano fatto un tentativo di trovare una soluzione che era di un accordo. Nei mercati globali la competizione con India, Cina, Brasile e Stati Uniti, soggetti di 2 milioni di abitanti, non competono nei mercati globali, quindi non regge, qualora fosse la motivazione economica, non regge. La comunità europea nasce intanto nel suo atto fondativo per eliminare le guerre, e poi ha sempre avuto, la comunità europea è sempre oscillata tra accordo intergovernativo o stati federali, si è sempre mossa come un pendolo, ha avuto un periodo in cui è stata grande la voglia di stati federali, è un periodo in cui c'erano gli accordi, era molto più un patto tra accordi, tra paesi che trovano un punto d'intesa. Ma se diciamo che questa vicenda economica, questo paese, che farà all'incirca 2 milioni di abitanti, dovrebbe competere dal punto di vista economico con gli Stati Uniti d'America, Cina, India, Brasile, dovrebbe competere con soggetti economici. Sono più di 2 milioni di abitanti. Dovremmo competere, perché nasce? Qual era la logica dell'euro? Nasce perché nel mercato del mondo tu devi competere con un soggetto come la Cina, devi competere con un soggetto come l'India, con il Brasile, come gli Stati Uniti d'America. Quindi dobbiamo essere grossi anche noi. Nei grandi player economici del mondo devi essere grosso, se il ragionamento è puramente economico. Beh, ma fino ad oggi è stato solo economico. Gli accordi. Dopodiché la comunità europea ha dentro di sé, l'Europa porta dentro di sé il germe della pace. Nasce, prima la ceca, nasce ovviamente perché dopo la fine della seconda guerra mondiale l'Europa ha capito che non ha senso spararsi addosso e che c'era bisogno di darci un luogo unitario di decisione. Nei mercati globali non competono gli stati, non bisogna fare questa differenza e questa confusione. Nei mercati globali competono le società, le aziende. Allora, poi gli stati gestiscono il loro sistema economico e distribuiscono ricchezza con la spesa pubblica che viene finanziata dalle tasse. Se noi andiamo a vedere la classifica mondiale dei redditi pro capite al mondo, il primo paese con più di 50 milioni di abitanti che compare in classifica, per note ragioni,
grazie al suo potere economico e anche perché è fortemente decentrato, perché negli Stati Uniti la California e gli altri stati sono veramente stati, sono gli Stati Uniti d'America, perché poi al di là del fatto che siano paradisi fiscali, tutto quello che volete, comunque la classifica vede nei primi 20 posti soltanto paesi che hanno meno di 10 milioni di abitanti. L'unico paese che c'è dentro la classifica dei redditi pro capite più alti al mondo, che ha più di 20 milioni di abitanti, sono gli Stati Uniti d'America, dove ci sono 50 stati sostanzialmente indipendenti uno dall'altro. E gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, hanno un potere politico enorme, sono una forza imperiale, eccetera, eccetera. Se voi andate a vedere dove si trova, ha detto Cina, India, allora la Cina non compare in classifica nei primi 50-100 posti, non so dove sia. L'India peggio ancora, il Brasile neanche non c'è. Sono tutti posti dove si vive malissimo, dove c'è una povertà totale, dove il reddito medio è 1/10 di quello che c'è in Norvegia, in 5 milioni di abitanti, Singapore 5 milioni di abitanti, che ne so, ve ne dico finché volete, il Lussemburgo, la Norvegia, San Marino, Svizzera, Hong Kong, Irlanda, Bahrain, Paesi Bassi, Svezia, quando parliamo di Lussemburgo, Hong Kong, vabbè, parliamo di paesi un po' particolari. Vabbè, no? Hong Kong no, ma comunque Irlanda, Paesi Bassi, diciamo che cosa succede in Lussemburgo. Vabbè, è uno, ho detto Svezia, Australia, Austria, poi c'è la Germania che è 18ª, Taiwan, Danimarca, Canada, 20 milioni di abitanti, Oman, Belgio, Francia. Chiarissimo. Capito? Cioè, per dare benessere ai cittadini bisogna avere strutture piccole e poi le società che ci lavorano dentro si arrangiano loro a fare ricchezza, non hanno bisogno dello Stato di 1,5 miliardi di abitanti dove non possono vendere i loro prodotti perché la gente non ha i soldi per comprarli, perché la Cina vende a noi, sono 1,5 miliardi, ma le aziende cinesi gli tocca vendere a noi perché in Cina non hanno i soldi per comprare i prodotti delle aziende cinesi, che sarebbero morte tutte. Allora, se non ci fossero norvegesi, olandesi, eccetera, eccetera, che comprano i prodotti cinesi, in Cina morirebbero tutti di fame. Quindi il problema non è la dimensione politica, il problema è l'efficienza. L'efficienza viene data dalle dimensioni e dalla serietà di chi governa. Per questo il Veneto deve diventare indipendente, dobbiamo diventare indipendenti, dobbiamo mettercelo in testa, è l'unica ancora di salvezza, perché l'Italia è uno Stato, diciamo così, farfallone, dai, non voglio allora, in default. Andiamo un attimo in pubblicità. Adesso torniamo subito, sentiremo anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che oggi ha incontrato la stampa nell'incontro di fine anno. Noi c'eravamo, certamente, l'abbiamo incontrato, abbiamo raccolto alcune opinioni, così avremo modo anche di parlare un po' del Veneto e dell'autonomia, quale si sta trattando con Roma. A tra poco.